Questa è la storia del delitto della Contessa Onigo e di come l'opinione pubblica ha influito sul processo. È il 1903, Pietro Bianchetta ha 26 anni, ma ne dimostra il doppio. Ha il volto rovinato dalle cicatrici lasciate dalla pellagra. Analfabeta e poverissimo, vive con la moglie a Trevignano, in una casa con tetto di paglia e il pavimento in terra battuta, di proprietà della sessantenne contessa Zenobia Todonindo Onigo, come 2 campi in affitto che coltiva per lei. I campi vengono distrutti da una tempesta. Pietro avrebbe bisogno di qualche balla di fieno, ma la contessa gliela nega. Poco dopo, Pietro diventa padre. Per sostenere la bambina appena nata, chiede alla contessa un po' di grano e un piccolo prestito, ma lei risponde ancora di no. L'11 marzo la contessa Onigo chiama Pietro e altri suoi braccianti per lavorare al giardino del suo palazzo a Treviso. Alle 4:15 del pomeriggio lei si ferma per rimproverarlo. Per Pietro è la goccia che fa traboccare il vaso. Con 2 colpi di ascia le taglia la testa. Viene arrestato poco dopo e non oppone resistenza. Il caso, con tutti i dettagli, viene raccontato nelle pagine del Gazzettino, ma la contessa, nota per la sua avarizia e cattiveria nei confronti dei suoi servi, non viene vista come vittima dall'opinione pubblica, che invece si schiera tutta dalla parte di Pietro, come simbolo dell'oppressione delle classi più umili da parte della nobiltà. Si teme per l'ordine pubblico. Al corteo funebre della contessa, partito da Treviso, c'è aria di sommossa. All'altezza di Porta Santi 40, qualcuno tenta addirittura di spingere il feretro nel fiume. Per evitare altri disordini, il processo viene spostato a Venezia, ma si ottiene l'effetto opposto, perché l'intera stampa se ne occupa. Il 2 marzo 1904 la Corte di Assise, sentita la pressione mediatica, riconosce la semi-infermità mentale e le condizioni di miseria e sfruttamento di Pietro. Lo condanna a una sentenza leggera per l'epoca, 8 anni e 9 mesi.